Verso le 11:30 di questa mattina abbiamo rintracciato e poi arrestato il Lucchesi Alex per il provvedimento di fermo che era stato emesso dal pubblico ministero all'esito delle indagini che avevamo fatto sull'agguato che era stato compiuto a Chiarano. Quando vi ha visto ha tentato di fuggire a piedi, ovviamente. Sì, diciamo che stava andando dalla figlia, dopodiché ha tentato insomma di scappare e l'abbiamo rintracciato nei pressi del cimitero grazie anche alla collaborazione fattiva dei colleghi della compagnia di San Giovanni di Piave e quindi poi l'abbiamo arrestato e portato qui in caserma. Ecco, lui ha detto che non si era mai mosso da San Donà. Sì, queste sono cose che poi dovremmo accertare. Lui ha riferito di non essersi mai mosso da quella zona e di aver appunto cercato di contattare i familiari. Però, ripeto, su questo dovremmo fare degli approfondimenti. Cosa vi ha detto? Cosa vi ha detto quando lo avete fermato? Beh, su questo dobbiamo attendere che renda interrogatorio al GIP. Dalle prime dichiarazioni lui parla di una colluttazione che c'è stata con la vittima, però ripeto, dobbiamo attendere i risultati dell'interrogatorio. Quali saranno i suoi prossimi passi? I prossimi passi saranno, dunque lui viene accompagnato in carcere, dopodiché sarà interrogato dal GIP nell'interrogatorio di garanzia e all'esito dell'interrogatorio il GIP deciderà se insomma, confermare la misura cautelare oppure altri provvedimenti e il fascicolo tornerà poi qui per competenza a Treviso.